Siamo con Tina Maze, anche lei presente sullo Zoncolan, insomma è inutile ricordare uno dei personaggi più famosi e forti del circo bianco dello sci. Come ti sei trovata sullo Zoncolan, Tina? Sono prima volta qua, è molto bello per sciare, pista è bella, tecnica, non troppo però proprio giusto prima di Kranjska Gora. Mi trovo sempre bene con italiani qua e era bello allenare, bella giornata. E poi sei in Friuli Venezia Giulia, che ormai è quasi la tua seconda patria, no? Sì, è più vicino di Slovenia, non lo so, mi sento molto bene qua, sono tutti molto gentili, preparate piste bene, quello è molto importante. E poi insomma c'è questa gara che è nella tua Slovenia, quindi è una delle gare che tu attendi di più in questa stagione, immagino, no? Sì, correre in Slovenia è sempre speciale per me perché viene tanti miei tifosi, sono tanti là per me, famiglia, amici. Quello è sicuro molto divertente e spero che possa sciare molto forte. L'ultima cosa, Tina, da Maribor a Kranjska Gora cambia qualcosa per te, meglio, peggio? Io penso meglio perché pista è più difficile a Kranjska Gora, invece a Maribor era per me negli ultimi anni quasi troppo facile. Non lo so, penso che va bene.